Enrico Rodia, camionista di Serino, Avellino, è stato il primo a fermarsi per soccorrere i bambini coinvolti in un incidente sulla 1. Il pullman con a bordo 40 alunni, 6 maestre, 2 mamme. L'autista si è scontrato con un camion intorno alle 8 del mattino al confine tra Lazio e Campania. Rodia ha impedito ai bambini spaventati e sotto shock di camminare sulla carreggiata, rischiando ulteriori pericoli. Li ha trattenuti nella piazzola di sosta, ha fornito acqua e farmaci di primo soccorso. 10 piccoli hanno riportato contusioni, una maestra una grave ferita al ginocchio. L'uomo ha contattato i soccorsi che sono arrivati rapidamente, ha dichiarato di aver fatto solo il suo dovere come ogni camionista.